Vicepresidente Bolzonello, cosa significa questa partita importante di oggi per l'industria del Friuli Venezia Giulia? Prima di tutto il significato è simbolico, significa che si può riprendere un sito così importante, così significativo, che tutti davano ormai per finito, e si può ricominciare a fare industria nel modo migliore e anche con un livello qualitativo e quantitativo significativo. Gli investimenti che avete visto sono importanti, noi ci abbiamo creduto fin dal primo giorno. Ricordo che entrammo una settimana dopo essere stati eletti proprio qui con la Presidente e immaginammo proprio col Ministro Orlando, allora Ministro dell'Ambiente, e immaginammo proprio una serie di passaggi che avessero prima di tutto una natura industriale. Ecco, oggi a 4 anni di distanza vediamo completato questa prima parte, perché poi molto altro ancora c'è da fare, ma è una parte che dà posti di lavoro, che dà competitività alla nostra impresa e che soprattutto dimostra, lo ripeto ancora una volta, come i vecchi siti industriali vadano ripensati non solo per rifarne e riqualificarli con centri commerciali o con cose di questo tipo, ma bisogna ripensare a fare industria e a farla nel modo migliore. Assessore Vito, la riconversione ambientale del sito ha aperto questa grande sfida? Sì, decisamente oggi abbiamo un momento importante di grande soddisfazione, perché il percorso, forse il più difficile che ci poteva ipotizzare, è stato quello che invece ha portato ai più grandi risultati. Le sfide ambientali oggi sono sempre più sfide che stanno al tema della sostenibilità e quindi che dimostrano come degli investimenti anche difficili, complessi, possono però portare il risanamento e il riutilizzo di aree che altrimenti sarebbero rimaste così destinate all'oblio. La risposta che è stata data nell'area di Tor Viscosa, che stiamo parlando anche di un'area di interesse, di un sito di interesse nazionale, è una risposta assolutamente importante che apre anche prospettive importanti per il futuro. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.